Allora, signori consiglieri, prego. A nome dell'intero Consiglio regionale, interpretando e partecipando al lutto e al dolore della famiglia di Giulio Regeni, della comunità di Fiumicello e delle tante comunità, istituzioni e associazioni della nostra regione, ci uniamo al dolore e alla condanna per l'orribile uccisione di Giulio, esempio di impegno civile e sociale quale giovane uomo e ricercatore universitario. Non vi sfugga come nelle controversie internazionali sia importantissima la presa di posizione dei governi e delle istituzioni locali come elemento di pressione sui governi e sui tribunali perché non venga ostacolata la ricerca della verità e si possa aiutare a costruire un clima favorevole all'accertamento della verità e al fatto sull'orribile fine di Giulio Regeni venga fatta giustizia. In tal senso invierò, come deciso in segno di conferenza dei capigruppi, al governo italiano una lettera a nome dell'intero Consiglio regionale per sollecitare l'impegno, già comunque formalmente adottato dal governo, di essere attento e intenso protagonista nella ricerca della verità e della giustizia. Un minuto di raccoglimento.